Qui il poeta descrive una ragazzina, figlia di un portinaio, è vero, che si reca a scuola per migliorare le sue condizioni sociali. Ed è un consiglio che il poeta dà a questa ragazzina e la chiama Signoranella. Chi già da fa sta scuola ogni mattina? Ma chi già da fa sta scuola di Gesù? Voi siete così bianchi, così fine, che l'aria mattutina male vi fa. Non gli ha da scuola più. E quando avete a taglia la signorina, dicetele che hanno giovinotto, va dite stamattina, chi già da fa a sta scuola di Gesù? Voi siete come chi niente pensando, con le stesse mani soie si indrezza la sorte, e io vi vedo passare 6 mesi all'anno, tutte le mattine con un guardaporta. Un guardaporta che ha la cartiera a mano, che vi accompagna senza di parole, che si ferma lontana, quando che voi trasite dentro la scuola, guardano poco, poi non ne può più, e se ne va a niente, e sospirando, ma la pozza manna sola. Che già da fa? Che già da fa sta scuola di Gesù? Avete detto a una compagna vostra che va spiata, papà tuo che fa? Mio padre sta impiegato sopra la posta. Non avete detto la verità. Avete detto pure una bugia, dicendo l'indirizzo al direttore, signor sì. Voi state in casa a quella via, dentro a quello palazzo, sì signore, ma o quarto piano no, non state là. Voi non tenete sto superbo appartamento e si è per farvi rosso ogni momento. Chi già da fa? Chi già da fa sta scuola di Gesù?